Giovanni Bovo, partita stratosferica, io penso che tu abbia salvato almeno in 4-5 occasioni la porta del Valdagno. Che partita è stata e come sta andando la stagione? Forse al di là di ogni più rosea aspettativa, cosa ne pensi? Innanzitutto buonasera a tutti. E niente, sapevamo che il Forte di Marmi comunque sono i primi in classifica, è una squadra che lotta per vincere il campionato, per vincere in Europa, eccetera. Noi ci abbiamo provato, in casa non avevamo mai perso, e onore al Forte di Marmi, complimenti. E niente, io sono molto soddisfatto della mia prestazione, di quella dei miei compagni, stiamo giocando veramente bene e bisogna che continuiamo così fino alla fine dell'anno. Infatti siete usciti fra gli applausi, cioè non è facile vedere una squadra che soccombe di fronte a un avversario con un roster straordinario, siete usciti tra gli applausi. Anche il pubblico si fa sentire. No, quello senza ombra di dubbio. Quest'anno il Pagliarido penso che sia il palazzetto con più gente in Italia, perché girando un po' i palazzetti non vedo così tanta gente. Complimenti alle brigate e al pubblico che ci sostiene sempre, che viene anche in trasferta, veramente è il sesto uomo in campo.